Un evento storico, si potrebbe dire, quello andato in scena ieri a Tortolì, nel piazzale del parcheggio multipiano, affacciato sul viale Monsignor Virgilio, per quanto concerne la tematica dei diritti civili e della comunità LGBTQIA+. Alle ore 18 ha preso il via quello che potrebbe essere definito il primo Ogliastra Pride, che ha visto anche la presentazione a pubblico presente, oltre che ad una piccola rappresentanza della stessa comunità, della prima associazione nel territorio dell'ormai ex provincia più piccola d'Italia. L'associazione, il cui acronimo SPQR, potrebbe rimandare agli antichi romani, ma le similitudini terminano qui. La stessa sigla, in realtà, indica l'abbreviazione del nome completo della stessa associazione, la Sardinian People for Queer Revolution. La stessa associazione ha avuto nel momento di presentazione al pubblico anche interventi di altre personalità di rilievo del mondo omosessuale, lesbico, transessuale e via dicendo. Oltre al fondatore dell'associazione, Andrea Russo, sono intervenuti anche la vicepresidente dell'associazione, Eleonora Murino, il rappresentante del collettivo Arcobaleni Turritani, Gavino De Sole, il rappresentante del coordinamento Sardegna Pride, Carlo Cozza, e della transessuale Giulia Carta, la quale ha raccontato ai presenti le discriminazioni e i soprusi alla quale il mondo trans, quanto quello omo, lesbo e bisessuale, sono costretti a subire ogni giorno della loro vita. Si è parlato anche del blocco in Senato per colpa dei soliti noti del disegno di legge Zan, con un piccolo spazio al locale, che devono ancora subire un isolamento importante a causa della mancanza di collegamenti viari per poter raggiungere altri luoghi dell'isola. L'Associazione per il Futuro ha anche in progetto la creazione di un punto d'ascolto per la comunità. Non andate via, tra poco potete assistere alla videatura completa sulla presentazione dell'associazione. Una cosa veloce prima di iniziare, dobbiamo ricordarvi le norme anti-Covid, distanziamento di almeno 1 metro, a meno che non facciate parte dello stesso nucleo familiare o siate conviventi. Indossare la mascherina qualora non fosse possibile, rispettare il distanziamento, igienizzare le mani, qui trovate l'igienizzante. Per il resto niente. Io direi che possiamo iniziare anche a leggere il manifesto politico. Atto secondo. Ce l'abbiamo fatta, nonostante le difficoltà incontrate e il pochissimo tempo a disposizione, siamo riusciti a organizzare il primo Ogliastra Pride della storia, della nostra storia. Quando nel 2017 raccontavo alle persone a me vicine la mia idea e il mio desiderio di voler organizzare un Pride qui in Ogliastra, alcune mi facevano notare che sarebbe stato difficile e tante altre invece che sarebbe stato impossibile. È vero, è stato molto complicato. Ho faticato tanto e affrontato numerosi ostacoli, talvolta quasi convinto ad arrendermi, nel tentativo di organizzare un evento LGBTQIA+ in Ogliastra, qui, nella mia terra, nella mia casa. È stata un'impresa ardua e che sino a qualche giorno fa pareva del tutto impossibile. Oggi invece è diventata realtà, visibile e tangibile a tutti. Il merito di tutto ciò non è mio, ma di chi ha deciso di supportarmi nel progetto di creare la prima associazione LGBTQIA+ operante in Ogliastra. Flavio, Claudio, Elisabetta, Eleonora, Francesco, Francesca, Gabi, Mattia, Pamela, Elena, i soci fondatori e le socie fondatrici di Sardinian People for the Queer Revolution. Beatrice, che prima fra tutte ha aderito all'iniziativa del Salvadanaio Queer, consentendoci di raccogliere fondi necessari per la nostra associazione e tutte le altre attività che ospitano i nostri salvadanai sparsi sul territorio. Tutte voi che nel vostro piccolo avete donato e che oggi siete qui a manifestare. Oggi siamo qui in questa piazza per rivendicare il nostro diritto ad esistere e a pretendere di essere riconosciute come persone degne di diritti e non solo di doveri dalle istituzioni ogliastrine, con le quali vogliamo avviare un lungo dialogo e una cooperazione affinché vengano creati degli spazi e dei servizi idonei a rispondere alle esigenze delle persone LGBTQIA+. Spazi in cui potersi affermare pienamente e non più nascondere. Siamo stanchi di doverci nascondere e fa male sapere che ancora oggi, qui in Ogliastra e non solo, ci sono persone costrette a nascondere il proprio orientamento sessuale e o la propria identità di genere, perché altrimenti verrebbero cacciate di casa dai parenti. Vogliamo realizzare degli sportelli di ascolto, così che le persone LGBTQIA+ possano finalmente sentirsi ascoltate
comprese e accolte. E, non appena avremo abbastanza fondi, creare delle case di accoglienza per le persone LGBTQIA+, proprio come accadeva a New York negli anni '80, affinché queste possano vivere la loro vita liberamente e senza paura. Siamo qui, dopo altri 4 mesi, a chiedere ancora il DDL Zan venga immediatamente approvato. Basta indugi e basta ritardi. Basta giochi di palazzo. Questa legge è necessaria ed è importante che venga approvata in questo momento storico. Siamo stufi di sentirci dire ci sono cose più importanti a cui pensare. È ora di smetterla con questo finto benaltrismo che grava sulle vite delle persone. Anche noi abbiamo dei sentimenti e proviamo delle emozioni. Riteniamo sia più importante discutere e approvare una legge che contrasti la violenza e le discriminazioni, che una che indichi la grammatura dei pomodori o un'altra che restituisca il vitalizio a formigoni. E precisiamo che non abbiamo nulla contro i pomodori, loro non ci hanno mai discriminato. Il DDL Zan non è una legge bavaglio come hanno tentato di far credere le forze più conservatrici e reazionarie del Paese e che ancora oggi è tenuto ostaggio in Parlamento dalla destra italiana. Questo disegno di legge ha l'obiettivo di prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Vogliamo che questa legge venga approvata in Senato senza ulteriori modifiche e senza altri passi indietro, come è successo già anni fa con la legge sulle unioni civili, legge Cirinna, e lo stralcio della stepchild adoption, e come è accaduto questa volta con l'inserimento di un articolo, il salva idee, misura giuridica ridondante. Sappiamo quindi bene che questo disegno di legge è già un compromesso al ribasso tra partiti e arriva con un ritardo di 30 anni, se non di più. Al suo interno si propongono aspetti penali e alcuni provvedimenti nell'ambito delle azioni positive. Crediamo sia necessaria l'approvazione così com'è del DDL Zan. Ovviamente sappiamo anche bene che non sarà sufficiente una sola legge per risolvere problemi radicati profondamente nella cultura e nella società del nostro Paese, dovendo intervenire quindi con più efficacia sugli altri fronti, spesso solo accennati all'interno del DDL, e per i quali servono un lavoro quotidiano e un totale ripensamento del presente, per creare finalmente una cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversità. Abbiamo quindi deciso di organizzare questo Ogliastra Pride, aderendo alla mobilitazione italiana che va avanti da mesi nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, per dire che è arrivato il momento di ascoltare la voce delle donne, della comunità LGBTQIA+, del mondo transfemminista e delle persone con disabilità. Anche noi siamo stanchi di subire una narrazione violenta, condotta da chi vuole avere la libertà di odiarci, di discriminarci, di picchiarci, di ucciderci e di rendere invisibili i nostri corpi e le nostre vite. Lo diciamo chiaramente, la violenza non è un'opinione. Abbiamo un'altra idea di futuro società. Non abbiamo bisogno di sopravvivere all'interno di un mondo cis eteropatriarcale, razzista, sessista, abilista e abusante. Ne abbiamo voglia di viverci. Durante la pandemia sono aumentate le richieste di aiuto da parte di persone LGBTQIA+ e donne a causa di soprusi e vessazioni, anche tra le mura domestiche. Conosciamo infatti le radici strutturalmente violente e sistemiche di questa cultura e società, che ovviamente non si risolvono con solo una legge. Non possiamo per questo rinunciare a fissarci numerosi altri obiettivi per generare quel cambiamento sociale indispensabile alla nostra comunità. Pretendiamo infatti scuole inclusive di ogni ordine e grado, nelle quali siano tenuti da persone competenti corsi di educazione alla sessualità, all'affettività, al consenso, alle differenze e il contrasto all'abilismo, ma soprattutto il rispetto di tutte le persone, in modo particolare delle persone trans, ancora oggi vittime delle peggiori discriminazioni, talvolta messe in atto da una parte della comunità LGBTQIA+, stessa, da cui prendiamo le distanze e ci dissociamo pubblicamente. E no, nessuno vuole omosessualizzare o deviare i vostri figli e le vostre figlie.
Vogliamo piuttosto che badino che ogni persona ha un sesso biologico, un'identità di genere e un orientamento sessuale differenti da persona a persona. Vogliamo il pieno riconoscimento della responsabilità genitoriale per tutti. Vogliamo la piena parità e dignità anche per ogni identità di genere fuori dal binarismo maschio-femmina e per ogni orientamento sessuale e o affettivo. Come sopra detto, vogliamo servizi pubblici capaci di rispondere alle esigenze della nostra comunità, dalla formazione del personale sanitario e medico a quella di giudici e avvocati, fino al diritto alla salute e alla sanità pubblica, realmente per tutti. Dalle politiche sul lavoro fino all'allargamento del welfare state in grado di garantire la nostra dignità e la nostra piena autodeterminazione. Reclamiamo consultori e centri antiviolenza autonomi, autogestiti e transfemminili per donne e per persone LGBTQIA+. Andranno per questo monitorati bandi e fondi già messi in campo dalla legge, affinché questi siano adeguati alle nostre esigenze e diffusi su tutto il territorio italiano. Con i nostri corpi diremo che il sesso non è un destino e che le nostre vite contano, rivendicando la dignità di ogni identità di genere fuori dal binarismo. Vogliamo per questo la fine della rettificazione genitale alla nascita per le persone intersex, la piena depatologizzazione dei percorsi di affermazione di genere, la scrittura di una legge che superi definitivamente la 164 del 1982 e la piena applicazione che vieti categoricamente le cosiddette terapie di conversione. La piena applicazione e l'ampliamento della legge 194-1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, nonché una legge che vieti categoricamente le cosiddette terapie di conversione. Esiste inoltre il problema della sierofobia, che allontana le persone della nostra comunità dall'accesso ai servizi sanitari. La pandemia ha evidenziato la necessità di investire sulla medicina territoriale e sulla sussidiarietà. Abbiamo già gli strumenti sanitari per sconfiggere l'HIV e l'AIDS, ma questo non sarà possibile senza finanziare opportunamente i checkpoint community-based, investire su tracciamento, trattamento e conoscenza, la cosiddetta strategia 90-90-90. A livello nazionale, ma soprattutto rendere gratuito l'accesso alla PrEP. Ma sto filmando perché mi fa male. Ma ce l'hai il mio numero? Io lo direi. Sì, c'è due leggi adesso il numero 2. Inoltre, per le persone migranti e rifugiate, ad oggi è sempre più difficile richiedere asilo per discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sul genere. Il razzismo incide in maniera forte su questa mancanza di tutele, che noi invece riteniamo fondamentali. Non possiamo e non vogliamo mettere da parte chi subisce omo, lesbo, bi, trans, intersexafobia e attraversa i confini per salvarsi da quella stessa violenza che il DDL Zan si propone di combattere. Così come non volteremo mai le spalle a nessuna persona migrante o rifugiata. In questo momento particolare il nostro pensiero va a tutto il popolo afghano, che dopo anni di libertà ed emancipazione si è rivisto cadere nel buio più totale imposto da una minoranza politica e religiosa, che giustifica il proprio operato basandosi su un'interpretazione sbagliata e distorta dell'Islam, che in realtà è una religione che parla di amore e di convivenza pacifica tra i popoli. Vogliamo inoltre anche una vera ed effettiva inclusione delle persone con disabilità all'interno della nostra società, che passi da una vera inclusione lavorativa, dalla creazione e il finanziamento di servizi assistenziali che garantiscano una vita indipendente. Vogliamo inoltre il riconoscimento, la tutela e la giusta retribuzione dei caregiver, che non sono né autisti né badanti di chi non è autosufficiente, ma sovente parenti, genitori e congiunti, che sopperiscono alle mancanze dello Stato. Pretendiamo servizi scolastici adeguati, niente più barriere nei luoghi di pubblica fruizione e nelle nostre città. Anche i mass media devono lasciare spazio alle persone con disabilità, affinché diventino protagonisti del quotidiano e non più ospiti, spesso da compatire o da ammirare, e che con i loro corpi e le loro competenze possano gettare luce e far chiarezza su un mondo ancora misconosciuto dal grande pubblico. Siamo stanchi di vedere giochi al ribasso sulle nostre vite. Il DDL Zan non è che un primo passo e ne esigiamo l'approvazione senza altri compromessi e passi indietro. La nostra presa di parola
vale molto di più di chi scende in piazza a difesa del proprio diritto alla violenza, la quale viene spacciata per libertà d'opinione. La nostra presa di parola vale molto di più perché è di noi che si sta parlando. Si sta parlando di persone che provano sentimenti ed emozioni, che amano e sono amate. Parliamo di esseri umani. La nostra associazione è nata il 1° di agosto 2021, quindi fino ad oggi non ci sono stati eventi di SPQR in giro per l'Ogliastra. La nostra associazione non ha mai preso una posizione perché non esisteva. La nostra associazione esiste adesso e adesso vogliamo progettare con tutte le altre associazioni e realtà presenti sul territorio ogliastrino delle nuove attività, delle nuove collaborazioni per rendere migliore la vita di tutte le persone che abitano nella nostra terra. Vogliamo che chiunque qui si possa sentire a casa e che nessuno e nessuna debba andarsene per motivi di discriminazione. La nostra associazione, come tutte le associazioni, è partitica, democratica e chiunque di voi voglia avvicinarsi, farne parte, può contattarci tramite Instagram, tramite Facebook, alla pagina Associazione SPQR e noi vi risponderemo appena avremo tempo. Qui trovate uno stand dove potete acquistare gadget, contribuire, donare e niente. Io so che in teoria tra le persone ci dovrebbero essere alcune rappresentanti di alcune associazioni. C'è Gavino da qualche parte. Oddio, ah, è lì che tiene la bandiera. Va alla socio scambio. E poi dovrebbe esserci Loredana, se non sbaglio. Ok, perfetto. Vuoi venire tu così io do il cambio a Gavino? A portare un saluto, presentare e sostenerci. Ok. Grazie Andrea per questo invito di stasera in rappresentanza di Volta la Carta, di cui mi onoro di essere la presidente appunto, e siamo felicissimi di questo primo momento che speriamo, a cui seguirà speriamo tante altre edizioni di questo Pride seguiranno, perché è una cosa su cui vogliamo veramente puntare tanto è che ci sia un profondo senso di consapevolezza dell'importanza delle differenze sotto tutti gli aspetti. Come associazione culturale da anni ci muoviamo in questo senso, soprattutto all'interno delle scuole, quindi cercando di creare dei momenti di confronto nelle classi, dalle classi dei più piccoli fino al liceo, proprio perché il nostro slogan, come vedete dalla mia maglietta, è insieme si fa la differenza. Crediamo infatti che la prima cosa sia proprio creare una cultura della differenza all'interno delle coscienze dei più giovani, dei più piccoli, direi anche iniziare dalle scuole di infanzia, perché questo è magari qualcosa che in Italia ancora non viene fatto adeguatamente o forse non viene fatto del tutto, ma che invece in altri luoghi è una buona pratica che ormai da diversi anni viene messa in atto. Quindi ciò che ci preme sottolineare è soprattutto il fatto di creare delle coscienze che abbiano questa forte consapevolezza del valore della differenza e soprattutto appunto dalle famiglie, dalla scuola e noi cerchiamo di creare dei piccoli semi, crediamo anzi che quello di oggi sia un inizio importantissimo da questo punto di vista, affinché anche nelle piccole realtà come la nostra, la realtà della nostra famosa isola nell'isola che è l'Ogliastra, si possa portare avanti un discorso di cui abbiamo veramente tanto bisogno.
perché poi alla fine la felicità si crea a partire dai singoli individui, dalla persona, dalla valorizzazione della differenza proprio e della bellezza e della diversità all'interno di ognuno di noi. Quindi grazie infinite per questa opportunità e speriamo di rivederci prestissimo e ancora più numerosi. Grazie a tutti. Ciao a tutti, sono Gabino, membro e founder della pagina Arcobaleni Pluralitari. Purtroppo sì, siamo membri di una comunità ancora oggi marginalizzata da una società machista e patriarcale. Tuttavia spesso non siamo capaci di renderci conto che siamo noi membri stessi della comunità a marginalizzarci a vicenda all'interno di questa. È decisamente vergognoso dover Si sente ora? È decisamente vergognoso dover constatare che anche qui dentro ci sono gruppi privilegiati e no. È davvero triste per una comunità che lotta per la propria affermazione. Innanzitutto trovo vitale mettere in evidenza la mole vergognosa di persone trans e studenti che vi sono all'interno di questa comunità, senza alcuna differenza di genere tra l'altro, a tal punto che esistono diverse organizzazioni con ideali trans e studenti, tra cui la più purtroppo nota Arcilesbica. Questa nasce con l'intento di dare maggiore visibilità alla comunità lesbica, sia come realtà in più che partecipa alla lotta femminista. Di fatto però si è rivelata un'associazione per nulla intersezionale, con idee vicine a quelle conservatrici, sia per la loro contrarietà a pratiche come la GPA e al sex work, sia per la volontà di escludere le persone trans, binarie e non, dalla lotta femminista, che invece deve includere ogni persona oppressa. E lo fanno con affermazioni vomitevoli del tipo: lesbica è una donna che desidera essere una donna e non un uomo che si sente donna. In poche parole, un'associazione di TERF, femministe radicali trans e studenti. Un'altra piaga carica di stigma che possiamo trovare all'interno della comunità è l'omofobia interiorizzata, ossia l'accettazione passiva di ciascun pregiudizio e sentimento negativo nei confronti delle persone omosessuali, dettato dall'eteronormatività. Questa accettazione è data dalla paura di essere perseguitato dal patriarcato, che invece deve essere estirpato con il mezzo possibile. Un esempio può essere chi tolga gli uomini considerati effeminati come femmine mancate, o le donne che assumono atteggiamenti considerati maschili come maschiacci. Anche in questo caso si obbedisce a ridicoli canoni eteronormativi. Purtroppo all'interno della comunità non manca neanche la bifobia, ossia un sentimento di odio ingiustificato che porta alla negazione dell'esistenza della bisessualità stessa e, di conseguenza, della pansessualità e di qualunque altro orientamento facente parte dell'ombrello B. In questo caso si intende abollare le persone bisessuali, pansessuali, eccetera, come indecise e, di conseguenza, ad imporre di scegliere se essere omosessuali o eterosessuali, come se l'orientamento sessuale fosse una scelta e, teoricamente, dovremmo saperlo benissimo, non è così, o sbaglio? Un altro esempio di tipico atteggiamento bifobico è considerare queste persone come dedite al tradimento, un altro pregiudizio assolutamente infondato. Altrettanto problematica è la fobia, ossia un sentimento di pregiudizio verso le persone asessuali e di tutte quelle che fanno parte dell'ombrello AIDS. Questo comporta il bollare queste persone come puritane, a invisibilizzarle e talvolta a commettere stupri considerati correttivi nei loro confronti, ossia lo stesso identico atteggiamento repressivo che il patriarcato tende ad avere verso le persone omosessuali, della serie: sei così perché non hai trovato quello giusto o quella giusta. Purtroppo non ci facciamo mancare neanche la marginalizzazione delle persone poliamorose, etichettando queste come pervertite e ninfomani, come se l'amore potesse esistere solo tra due persone, come se fosse vietato provare lo stesso sentimento per più persone essendo fedele a ciascuna di queste. Se le cose stanno così, allora mi chiedo, dove sta la libertà di amare che tanto rivendichiamo? Diciamo continuamente che l'amore è amore, ma poi di fatto è tale al fatto che sia solo tra due persone? Dobbiamo metterci in testa che la libertà di amare consiste anche nel poter scegliere quante persone vogliamo amare e non solo indipendentemente dal suo genere. Non dimentichiamoci neanche di marginalizzare le persone sieropositive, come se esserlo fosse una vergogna e motivo di escludere dalla vita sociale, sessuale e amorosa. È veramente una vergogna sentire chi tra di noi grida taglia all'untore o se l'è cercata nei confronti di queste persone.
esponendole ad uno stigma continuo e ad un disagio che in sé è non indifferente. Insomma, siamo discriminati, ma anche noi a livello di discriminazione non facciamo mancare nulla. In tutto ciò io mi pongo due domande che magari per diverse persone possono anche sembrare ovvie. Come possiamo pretendere di poter riuscire ad autofermarci in una società patriarcale se siamo le prime ad assumere atteggiamenti identici a questa? Come potremo mai pretenderlo se nella nostra comunità ci sono perfino persone contro la legge che si tutelino, quali ad esempio il DDL ZAN, che poi sì, è una legge povera e basilare che taglia fuori diverse persone della comunità LGBTQIA+, come ad esempio le persone intersessuali, ancora oggi giustamente invisibilizzate e marginalizzate, ma è pur sempre un punto di partenza per una società più equa. Ovviamente grazie alla Dedana Calvino di Volta alla Carta e Arcobaleni Turritani. Mi hanno appena ricordato di ricordare che l'ILA, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS di Cagliari, ci ha donato dei preservativi e anche dei volantini illustrativi. Quindi se vi dovessero servire, se li voleste regalare a qualcuno o a qualcuna, sono lì, potete prenderli, sono gratuiti, non costano niente. Fallo sicuro, fallo protetto, sempre e comunque. Ok, adesso c'è Carlo che ci porta i saluti del coordinamento Sardegna Pride, che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle maggiori, che grazie a loro se noi oggi siamo qui. Grazie allora. Grazie significa. Adesso è gay, prima era. Allora niente, io ringrazio tanto di essere stato invitato qua. Porto i saluti della Sardegna Pride, dell'associazione ARC, MOS, Famiglia Arcobaleno, Unica LGBT, Agedo, che sono le associazioni che attualmente fanno parte del coordinamento Sardegna Pride, che immagino insomma le persone qua presenti conosceranno. Ed è sempre comunque, insomma non devo dire grandi cose, però ci tengo a dire che è un'emozione far parte di questa comunità in questo momento, perché tanto vedere la nascita di un'associazione in un territorio che non aveva mai aspettato un'associazione LGBTQI+, e tutte le altre lettere che volete aggiungere, insomma, è sempre un'emozione. Ed è ancora più bello, secondo me, riuscire a vedere un evento coraggioso per la prima volta, che fa capire quanto la gente abbia voglia comunque di partecipare, nonostante un anno e mezzo di pandemia, tristezze varie e difficoltà ovviamente nelle relazioni umane, quelle vere, quelle delle persone, quelle degli odori, quelle del contatto fisico. Dico questo, spero che questo sia l'inizio di una serie di cose da fare insieme. Io penso che sia l'associazione di cui faccio parte, ARC, sia il coordinamento Sardegna Pride, che esiste da una decina d'anni, si possa fare delle cose insieme in rete, perché è la forza delle realtà messe insieme che fa veramente rumore, e questo è molto importante secondo me, altrimenti rischiamo di frammentarci le une e gli uni da una parte e dall'altra, però la frammentazione forse è quello che gli altri vogliono. Noi invece dobbiamo essere insieme, perché insieme si può fare cambiamento. E basta. Vi ringrazio di tutto e di tutto. È la prima volta che faccio un Pride sulle sneakers e vi posso garantire che sono comodissime, non dover correre davanti a un risultato 15. Oggi non l'ho messo non per non sconvolgere qualcuno, ma per quei piedi devastati. Ho girato a Milano a piedi. E c'è Eleonora, che è la vicepresidente di SPQR, che vorrebbe dire una cosa brevissima e velocissima, penso. Oi? Mi si sente? Sì, adesso. Ciao! Prima mi avete visto come la persona che leggeva il manifesto politico dell'associazione e anche dell'evento di oggi.
In realtà adesso vi vorrei dire un paio di parole a cuore aperto. Mi chiamo Eleonora, sono nata a Lanusei e sono cresciuta a Tortolì e nel corso degli anni che ho vissuto qua purtroppo troppe volte ho avuto la percezione di non poter fare coming out, di non poter essere davvero me stessa perché avevo paura. Avevo paura dei giudizi, avevo paura di vedere le persone, avevo paura del giudizio che loro avrebbero avuto di me. Trattandosi anche di un argomento che fino a un paio d'anni fa purtroppo risultava essere ancora troppo controverso. Per questo quando Andrea mi è venuto a chiedere, mi ha parlato, mi ha chiesto se potessi essere interessata a far parte di un'associazione LGBT operante anche in Ogliastra, ho detto sì. Ho detto sì perché penso che sia il momento che anche le persone ogliastrine abbiano un punto di riferimento in merito e si rendano conto che c'è qualcuno che effettivamente può ascoltare la loro voce e può effettivamente portare la loro voce in alto. Un paio di giorni fa ho avuto una conversazione con una persona che mi rimarcava in maniera non carinissima quanto lui non avesse nulla contro qualsiasi tipo di persona gay, ma che non vedeva perché dovesse mettersi a lottare per i diritti della comunità LGBTQIA+. Lui non lo vedeva, non se ne rendeva conto e quindi io oggi prendo questo esempio per ricordare a tutti quanti, per ricordare anche ai più giovani che sono in questa piazza, che l'unione fa la forza, che se tutti lottiamo per i diritti del singolo, alla fine ne esce fuori qualcosa di bellissimo e da soli non si porta avanti nessuna lotta, mentre insieme possiamo davvero fare la differenza. Ok, qualche giorno fa, come anche ad Eleonora, un'altra persona a me invece faceva notare che i diritti non si chiedono sul tacco 15, che non si chiedono con vestiti da donna, che non si chiedono con le parrucche in testa. Vi posso dire una cosa, i diritti si chiedono a prescindere, non importa come e il perché. O meglio, non importa come e dove, i diritti vanno sempre chiesti. In Italia purtroppo ci sono persone che tentano e provano a sovradeterminare la nostra comunità, a dirci cosa è e cosa non è una discriminazione, senza aver mai subito una discriminazione. Ci sono persone che mi hanno insegnato o che mi hanno voluto insegnare, ci hanno tentato invanamente, che un uomo non può usare un tacco e secondo me neanche una donna perché sono scomodissimi, è che un uomo deve usare i vestiti, i pantaloni e che una donna invece deve usare le gonne, che un uomo può avere i capelli corti e la donna può avere i capelli lunghi, ma queste sono solamente convenzioni sociali. Giulia, che è una delle teste del movimento trans italiano, e noi abbiamo l'onore di averla qui seduta, Giulia, che è una delle teste del movimento trans italiano, immaginatevi che testa, sta scrivendo un libro sulla storia dei Pride, sulla storia della comunità. Anche io ho fatto una tesi di laurea sulla comunità LGBT e sulla comunità queer e 50 anni dello scoppio dei moti di Stonewall. E Giulia, proprio lei, vi parlerà di cosa sono stati i moti di Stonewall e perché oggigiorno è giusto fare Pride ed è il perché oggigiorno è giusto chiedere diritti. Sui tacchi 15, con vestiti da donna, con vestiti da uomo, che ribadisco sono convenzioni sociali. E niente, Giulia, vuoi parlare tu direttamente? Direttamente sì! Dovete sapere che l'ultima nostra manifestazione insieme è venuta la polizia a dirmi ragazzi sono le 20, dovete andare via. E io va bene, parlate voi con Giulia allora. il microfono non l'ho preso nemmeno, perché tanto mi sentite, vero? Sì! Dai, non mi scolo. Parlo normalmente, tanto anche se parlo normalmente mi sentite uguali. Cerchiamo di... Oh, posso parlare più piano. Che bello. Allora, innanzitutto... Ciao Tortolì! E ciao Ogliastra! Che bello essere qui, che bello che ci sia qualcuno che mi venga a prendere
perché non c'è un cavolo di trasporto in Sardegna, anche per arrivare a Nuoro ci vuole una vita. Ci vuole una vita, quindi forse prima di parlare di diritti, forse è anche il diritto di comunicazione all'interno della nostra terra. Riuscire anche a comunicare tra una parte e l'altra della terra, e forse è la prima nostra rivendicazione, e forse non ce lo fanno fare perché una volta che lo facciamo mandiamo a fanculo lo Stato italiano! Andrea ha detto che avrei parlato delle nostre rivendicazioni, della nostra sigla LGBTQIAKP+. Invece di separare le rivendicazioni, incominciamo a pensare contro chi sono. C'è una è il patriarcato. Il patriarcato che è nato 4.000 anni prima di Cristo ed è nato per l'appropriazione di un pezzo di nostra madre, un pezzo della terra che è nostra madre, che dobbiamo condividere, che dobbiamo far fruire tutti assieme, noi esseri che sono i loro figli, non umani, esseri. Tutte le specie che ci abitano sopra, siamo uguali, mi sentite? Ok, sono nostre sorelle, nostri fratelli, ci conviviamo, noi gli stiamo distruggendo il mondo! Noi come umani gli stiamo distruggendo il mondo da 6.000 anni! Semplicemente perché arriviamo in un posto e ci reputiamo intelligenti e lo chiudiamo e chiudiamo le altre persone fuori. Questo è il patriarcato. Chiudiamo fuori da noi chiunque sia diverso e pretendiamo come uomini, maschi, etero, cis, tutte le altre persone che sono diverse da noi, che gli manca un piede, che gli manca un occhio, che amano qualcun altro, che sono qualcosa di diverso, che ognuno di noi ha una sua diversità, ha una sua mancanza rispetto a sua sorella, rispetto a suo fratello, rispetto al suo gemello, ed è qualcosa di meno. Negli anni, nei secoli, si è cercato di distruggere, ma parliamo dell'imperatore Calicola che da bambina ha detto alla madre: io voglio essere imperatrice. Non è stato ascoltato ed è diventata una bestia. È logico che diventi una bestia, perché se non puoi essere chi vuoi tu, chi sei tu, la tua essenza, è logico che abbia rabbia. È logico che nessuno possa renderti quello che realmente sei, perché devi obbedire a una logica che ti spinge su un binario, su un loro binario, su un binario che non decidi tu. E quindi di chi è la colpa? È colpa mia se sono arrabbiata? È colpa mia se devo dividermi in diverse sigle, o è colpa tua? Pensiamolo! Noi siamo persone assolutamente diverse, è logico. C'è chi ha un'identità diversa. Stavo per dire un'altra parola, e sempre cerco di dire altre parole. Saranno affari nostri? Saranno affari nostri se siamo quella determinata persona che siamo, se amiamo chi amiamo, se abbiamo delle difficoltà che ovviamente la solidarietà delle altre persone ci fa riuscire a superare. Siamo una specie intelligente e la nostra intelligenza deve essere spinta per solidarizzare con le altre persone, per riuscire a superare
di gap. Ci sono persone intelligenti che ci stanno facendo riuscire a diventare una specie interplanetaria, soprattutto sfruttando l'anidride carbonica che noi caghiamo fuori con le industrie, con quello che cerchiamo di tirare fuori per avere un... mi viene guadagno, c'è un'altra parola, un profitto, per avere un profitto, perché ormai tutta la nostra vita è basata sui soldi, cioè la conformazione cis-etero-patriarcale a lei non interessa che noi siamo degli esseri umani, a lei interessa che noi ricaviamo un profitto dalla quale lei può guadagnare. Pensate ai sacrifici che tutti voi fate, pensate a tutti i vostri sacrifici di essere, di mangiare, di vivere e di godere assieme a tutti gli altri esseri della madre dentro cui siamo. Qual è la nostra differenza? Qual è il nostro colore? Chi siamo? E di chi è la colpa? La colpa è di chi crea il profitto, la colpa è di chi crea la società capitalista, la colpa è del patriarcato! Quindi io non devo spiegare chi siamo noi, io non devo spiegare la nostra storia, io non devo spiegare la storia dal 69 delle nostre rivendicazioni, io devo spiegare i nomi e i cognomi di chi ci ha resi schiavi. E noi siamo schiavi. Io non prendo mezzi pubblici perché io sono discriminata. Di chi è la colpa? È mia? No, è di chiunque continui a farsi schiavizzare da altre persone che gli dicono che io sono quella da discriminare, io sono quella da emarginare, io sono quella da perseguire, perché io sono quella sbagliata. Come io sono quella sbagliata, ognuno di voi è sbagliato in qualche modo, se si comporta naturalmente, se è semplicemente se stesso. In poche parole vi ho spiegato il transfemminismo. Che cos'è il femminismo? Allora, secondo tanti il femminismo è la donna che vuole i suoi diritti sull'uomo, vuole smettere di lavare i piatti, vuole rivendicare, vuole un lavoro, cacchio, vuole smettere di essere utilizzata come macchina per fare figli, perché molto spesso la prima cosa a cui chiede una donna: ma quando è che te lo fai un figlio? Ma se non è cazzo, se voglio farlo o non voglio farlo. Stranamente a me donna non riconosciuta, nessuno me lo chiede. Che strano. Questa è una controdiscriminazione, perché nessuno pensa che io voglio un figlio, io voglio un figlio, ma nessuno me l'ha mai chiesto: quando te lo fai un figlio? Perché io tanto non sono degna di avere un figlio, non sono degna di avere un lavoro, visto che sono stata sbattuta fuori da un colloquio di lavoro, dalla porta di un colloquio di lavoro, perché ero io. E sono felice di poterlo dire, sono felice di poterlo testimoniare. Mi è stato... Quindi devo dire la stessa cosa di Andrea, poi gliene dire una anche a lui, perché la volta che lui era con il Tati a presentare la serata io sono arrivata scalza e sono ritornata scalza tuttora. Ho detto tu arrivi con il Tati, io arrivo scalza. No, è una cosa importante, ricordiamoci. Allora, aveva parlato, che avrei parlato delle nostre discriminazioni, della nascita delle nostre discriminazioni. La vicenda del tacco e dell'uso del tacco è nata
perché un tacco è finito sulla testa di un poliziotto, lanciata da Marsha P. Johnson. Sì. Il tacco è diventato il simbolo della nostra lotta. Noi abbiamo simboli che possono essere il tacco, che possono essere l'anfibio. Esattamente. La nostra lotta, è guerra, e molto spesso è guerra, perché troppo spesso, e quest'anno siamo a 68, ieri ero in riunione con le compagne di Non Una di Meno Piacenza, loro tengono il record dei femminicidi e dei transfemminicidi e delle uccisioni o suicidi LGBT, e siamo a 68 dall'inizio dell'anno a oggi. Quindi è una guerra che ha le sue vittime, e le vittime di questa guerra si chiamano martiri, perché una donna che cerca di vivere la sua vita e viene uccisa dall'uomo è una martire, sappiamolo. È una martire perché noi, come comunità intera, come comunità di persone, cerchiamo di sopravvivere, come comunità degne di libertà, di rispetto, di giustizia e di collaborazione, di solidarietà. Ricordiamoci che i colpevoli sono le persone che non si alzano o che non stanno sedute qui in questa piazza, e che non ascoltano e che non reagiscono. Ognuno di noi deve fare la sua parte, è necessario che faccia la sua parte per ritornare alla sua propria vita, per ritornare alla comunità, al condividere con l'intera comunità. E questo, la prima cosa, lo facciamo quando andiamo dentro le urne. Quindi, prima di andare dentro una urna, adesso siamo quasi alle comunali, non so se qua ci saranno le comunali, qua non ci sono, però intorno a noi, anche a Riola, nel mio paese, ci sono le comunali, stanno cominciando a cercare. Prima, no, ci sto parlando, gli sto torcendo le orecchie un pochettino, stanno cominciando a capire. Quando andate nelle urne, guardatevi prima attorno, guardatevi le persone attorno, guardatevi le persone che sono uscite di galera e che tutte le persone lasciano da parte, perché ovviamente sono messe da parte, e ovviamente reagiscono perché sono messe da parte, e ovviamente la rabbia è la reazione contro chi ti mette da parte. Noi siamo i primi a mettere da parte le altre persone, e le altre persone provano rabbia quando noi le mettiamo da parte. Quindi incominciamo ad accogliere innanzitutto, incominciamo ad accogliere noi come civiltà, come persone, come comunità. Speravate che vi parlassi di storia? No, vi parlo di quello che siamo, vi parlo di gente. Non importa di che colore siamo, perché siamo l'arcobaleno, e forse all'arcobaleno non bastano i colori. Non bastano i colori. Non bastano i colori, a me bastano i colori che porto appresso, bastano i colori della mia comunità, del territorio in cui sto, della mia nazione, della Sardegna, che ancora continua a voler essere succube di uno Stato occupante, di uno Stato colonizzatore, di uno Stato che ci impone chi dobbiamo essere e cosa dobbiamo fare, di uno Stato che ci impone di essere il suo esperimento. Io arrivo da una provincia, Oristano, e da una città, Oristano,
che è un esperimento di controllo militare. Voi lo sapete che il fine settimana a Oristano ci sono tutte le uscite bloccate dalle pattuglie. Ho provato a chiedermi se in Sardegna in generale succedesse. Sì, ogni tanto incontro una pattuglia, eccetera, eccetera. Oristano il fine settimana è bloccata. È bloccata. Cioè te ne devi uscire fuori se vuoi vivere, se vuoi comunicare con altra gente. Oristano la gente ha paura. Oristano la giunta comunale è passata dal PSDAZ, che lasciamo perdere, a Fratelli d'Italia! Cioè, e la gente, vabbè, è passata così, ma sei scemo! Sei scemo! Io sono andato in piazza Leonora dove c'è una povera, questa povera che da 400 anni così col dito alzato che ordina un caffè, che è Leonora d'Arborea, meschina, che nel 1400 Eleonora d'Arborea ha scritto forse una delle leggi più avanzate d'Europa riguardo proprio di quello che dicevo, libertà, giustizia, non mi stanco anche di dirlo, rispetto e solidarietà. E a fianco c'è il Reichstag, cioè ci sono due fasce, cioè proprio il comune, cioè a momenti ti aspetti uno con la pettinatura laccata da una mucca e il baffetto così che ti dice te l'aspetti, invece ne esce, posso dirlo il nome del sindaco, ti esce il sindaco di Oristano che è un tipo bassetto, pelato, che fa anche un po' pena, tendenzialmente simpatico. Quando eravamo con una serie di professori con i dirigenti scolastici davanti a Friday for Future, a una manifestazione, c'era una tipa davanti col cartello il mondo sta diventando più caldo della mia... vabbè. E lui è stato immobile, zitto a guardare questo cartello. E abbiamo detto no, non è cosa per te, non è cosa per la tua giunta, non è cosa per la tua amministrazione, ma vi rendete conto che il popolo molto spesso vota e crede in determinate amministrazioni che votano il controllo significa niente sviluppo, significa rimanere ferm a quello che ti dice la giunta. Allora, quello in cui io spero è la cittadinanza attiva, quello che io sto cercando di spingere, quello a cui sto cercando di spingere in generale, nei miei coordinamenti. Mi vuoi fermare? Ah, no, ti ho visto avvicinarti con paura. Ah, bellissimo, no, ho visto quello che è bellissimo. Allora, la cittadinanza attiva è la riunione delle persone, anche due persone che poco si conoscono. Allora, io sono qui, non conosco nessuno di voi, cioè, a parte le persone che come me sono disperate, arrivate fin qua, scavalcando monti, laghi, fiumi, mari, le nostre amiche. Non conosco nessuno di voi, però io provo a lanciarvi una cosa: incominciate a incontrarvi, incominciate a dirvi cose, a dirvi cosa è che non va nel vostro territorio, le discriminazioni, anche piccole cose, l'acqua che manca la corrente, mancano cose. Incominciate a parlare e incominciate a riunirvi e incominciare a fare piccoli comunicati, a dire delle cose, già da qui, da Tortolì, se arrivate da paesi vicini, incominciate a farlo nei paesi vicini, incominciate a reagire come cittadinanza. Se avete bisogno di una mia mano, prendete un taccuino, se avete un taccuino, una penna su cui scrivere, vi do il mio numero, cioè se volete... altrimenti sono Giulia Carta su Facebook, sono Julie Revolution su Instagram, altrimenti 347 79 61 911,
ne parliamo ancora più avanti, riunitevi come persone, riunitevi come identità, riunitevi come cittadini, se c'è qualcosa che non va parliamone e parlatene, è importante parlarne, è importante raggrupparsi come identità, come unità, come paesi, come cittadinanza attiva, come realtà. Questa è la storia da oggi fino a domani, perché siamo noi la storia, la società, la politica. Mi piace? Perché voi siete la voce, noi siamo la voce. Noi siamo l'urlo altissimo e feroce di tutte le persone che più non hanno voce. Vorrei che lo ripetesse, siamo l'urlo altissimo e feroce di tutte le persone che più non hanno voce. Siamo l'urlo altissimo e feroce di tutte le persone che più non hanno voce. Siamo l'urlo altissimo e feroce di tutte le persone che più non hanno voce. Siamo l'urlo altissimo e feroce di tutte le persone che più non hanno voce. Vabbè, penso che basta. Ok, siamo praticamente proprio agli sgoccioli. Doveva essere una cosa molto veloce e così è stato. Io sono felice, così come anche tutte le altre persone dell'associazione, per la risposta. Io contavo di essere 10, io, il mio ragazzo, mia mamma, mia nonna, mia zia, Elisabetta, e poi invece siamo in tanti, quindi va bene così. Vi vorrei leggere una cosa, il vero manifesto del gender, di un amico, di Dario Accolla, che è un professore di italiano, e lui ha scritto questo libro che si chiama Il gender, la stesura definitiva, con una bellissima foto di Vladimir Putin in copertina. E il primo capitolo inizia così: la prima regola che occorre conoscere per comprendere la nostra ideologia è la netta distinzione tra sesso e genere. Se non sei disposto ad accettare questa ripartizione, non potrai mai definirti realmente gender. Facciamo un esempio concreto. Sei nato diversi anni fa in un corpo da uomo e nel corso del tempo magari hai assunto le sembianze di Bud Spencer. Ebbene, da questo momento in poi devi scendere a patti con l'eventualità di percepirti come Cher, a prescindere dalla tua volontà. La prima legge del gender, in altre parole, è questa: prendere o lasciare. Per capire cosa anima l'intento della lobby del gender, che per un curioso combinarsi di eventi è sovrapponibile con l'altrettanto temibile lobby gay, dobbiamo partire da un assunto: il sesso è un mero dato biologico. Tu nasci in un certo modo, secondo il capriccio o la volontà di entità superiori come il DNA, Dio, Madre Natura o altra divinità a tua scelta. Noi trasformeremo il fatto che tu abbia un pene in mezzo alle gambe in un fenomeno soggettivo. Se la vagina lo stesso, ma con un pizzico di invidia in più. Noi, fautori e fautrici del gender, infatti, vogliamo sovvertire non solo la natura, ma anche la logica. Alleandoci con la psicologia, faremo della tua barba un fenomeno esclusivamente socioculturale. Non sono i peli a crescerti sopra il mento o sulle gambe, è la pelle che indietreggia anelando un'epilazione al laser. E allo stesso modo nulla ti vieta di credere che tu possa sostituire la barba con fard e fondotinta. Il nostro scopo è confondervi. Essere maschio ed essere femmina non saranno più un'evidenza. Deciderete voi di volta in volta cosa essere. Abbiamo lavorato già a lungo affinché questi pensieri vi balenassero in testa e agitassero i vostri sogni. Abbiamo cominciato con il voto alle donne quando era scritto nelle cose del mondo.
e il nostro pianeta, a ben vedere, è un prodotto della natura. Che a votare dovevano essere soltanto i maschi, perché è sempre stato così. Abbiamo continuato con i mestieri, confondendo ruoli, professioni e situazioni. Oggi le donne possono guidare gli autobus, diventare ministre, andare persino nello spazio. Fatti naturalmente iscritti nel codice genetico del maschio, quali pensare, studiare, ruttare, eccetera, sono stati di fatto trasferiti all'universo femminile. Ve l'abbiamo fatto credere anche con la violenza e oggi vi trovate l'assessora, la sindaca, l'avvocata. Siamo stati pure disposti ad abusare della lingua italiana pur di arrivare al nostro scopo. La nostra strategia è semplice, come le vostre menti. Il sesso è natura e può essere ricondotto a Dio. Il genere è cultura e quello è affar nostro. Vogliamo sostituire al vostro credo le nostre più oscure convinzioni. Vi faremo credere che il crocifisso in realtà è Concita Wurst che fa l'aeroplano. Riscriveremo i testi sacri, tutti. Per i musulmani non ci saranno più le 72 vergini ad aspettare i guerrieri della Jihad in paradiso, ma altrettanti Gogo Boys. Eva non sarà più nata da una costola di Adamo, ma da un orecchino di Vladimir Luxuria. Dio non ha mai distrutto Sodoma, ha solo ristrutturato il privé. I buddisti della Soga Gakkai non reciteranno più Nammyo, Rengekyoi, ma balleranno con fomento IMCA. Questo per farvi capire che tutto ciò che è contro natura in realtà è semplicemente contro le convinzioni sociali odierne. Le convinzioni sociali odierne possono essere abbattute, possono essere modificate, possono essere evolute. E per quanto riguarda le discriminazioni, qualcuno mi ha fatto notare perché dobbiamo rispettare in modo particolare le persone trans. Quali sono le discriminazioni che colpiscono più una persona trans rispetto a una persona normale? Bene, Giulia, la mia amica, non può prendere un mezzo pubblico perché ogni volta che prende un mezzo pubblico viene insultata, viene minacciata. Sono dovuto andare io a prenderla e portarla qui a Tortolì perché lei non è potuta salire tranquillamente, senza paura di essere aggredita, di essere insultata e minacciata su un mezzo pubblico. Le persone trans non possono avere un lavoro normale, secondo la convinzione sociale possono semplicemente prostituirsi, non possono ambire ad avere una famiglia. Spesso quando si scopre che una persona trans ha un contratto d'affitto, il padrone di casa la mette nelle condizioni di andarsene di casa. E queste sono discriminazioni, è inutile che ci venga detto che non lo sono. Le discriminazioni possono essere concepite e percepite come tali solo dalle persone che le subiscono, non dalla persona che discrimina. E a proposito di discriminazioni, di linguaggio, ora vorrei mettere una canzone di una mia cara amica che, come Carlo potrà confermare, è frociadola di diritto, una canzone di Claudia Aru, che è una cantante sarda, che canta in sardo e che sarebbe voluta essere qui con noi, ma oggi non c'è perché abbiamo organizzato tutto all'ultimo. Martedì, mentre stavo prendendo un volo per Milano, stavo facendo il Pride. Quindi mettiamo una canzone di Claudia e poi insomma vi potete avvicinare se volete prendere le magliette, le bandiere, gadget, stille, preservativi, volantini e tutto il resto. Ci potete trovare su Instagram alla pagina Associazione SPQR. A questa pagina potete inviare le vostre richieste. Se avete bisogno di uno sportello d'ascolto dove essere comprese, ascoltate e capite, noi ci siamo. Scrivete alla pagina e vi risponderemo. Contattateci, non abbiate paura. E voglio chiudere, prima di mettere la canzone, di avere l'ultimo momento. Ah, ok, va bene, voglio solo leggere una frase di una delle donne più grandi che abbiamo l'onore di avere in Italia, la senatrice Liliana Segre. La senatrice Liliana Segre in un'intervista ha detto: l'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi verso il razzismo e altri errori del mondo. Non siate indifferenti. Se assistite
a delle discriminazioni, intervenite, segnalate tali discriminazioni, di qualsiasi natura esse siano. Se siete vittime di discriminazione, per quanto difficile possa essere, segnalate e denunciate le discriminazioni affinché nessuno e nessuna persona in questo mondo un giorno sia nuovamente vittima di quella discriminazione. E ricordatevi sempre che là fuori non siete soli e sole, c'è una marea di persone che vi sostengono, vi supportano, vi accolgono. La famiglia non è solo quella di sangue, la famiglia è quella che una persona si costruisce, sono gli affetti più cari che nell'ultimo anno ci sono stati privati per via della pandemia, ma che finalmente adesso stiamo nuovamente riuscendo ad avere. La famiglia sono le persone che vi fanno stare bene e casa è quel porto sicuro dove nessuno vi manderà mai via. Giulia 45, verifica prezzi, grazie. Oddio no. Oddio no! Stato italiano se sul primo dessa lista e sta riprende sta brigata femminista. Corpo è ora di pagare, sa caghina poche torna da amare, sa vita nostra e nostra sul severo, a terra e corpus non poter governare. Corpo si nana da stupemina, come se musa sapere se Sardegna, su un patriarcato dell'Italia e del suo mondo, che non facciamo tornare in suo mondo. Sì, dico una cosa, l'ultima volta mi sento l'assistente di Ryanair che passa e rompe le palle mentre stai dormendo. Abbiamo panini, bibite calde, no, noi abbiamo spille, magliette, mascherine, bandierine, bandiere e poi basta, perché non c'è abbastanza spazio in aereo. E poi abbiamo anche i preservativi della Lira che, prendeteli, servono sempre, tenetene sempre uno nel portafoglio, ma non con troppo caldo perché si può bucare. Ok. Questo è il non coordinamento brigata transfemminista, è aperto a chiunque ci si riconosca, non ha numeri, non ha pagine, non ha niente, ha solo aggregazione sociale, ha solo vicinanza di intenti, di libertà, di vita, di volere condividere la propria vita con altre persone. Applauso. Ok, grazie a tutte le persone che hanno partecipato, che ci hanno sostenuto. Seguiteci sulle pagine per scoprire i prossimi eventi, le prossime attività. Questa è la canzone di Claudia. Ciao Claudia! Rimanezza, volete mettervi in piedi stavolta?